La nostra attività da ormai 14 anni mira proprio alla formazione sul posto di questi ragazzi, di coloro che chiedono di poter proseguire negli studi per costruire un avvenire diverso, un avvenire migliore. Io credo che questa sia stata l'arma vincente e sia stata la proposta veramente innovativa di una piccola associazione come l'associazione A Cuore Aperto. I ragazzi sono stati tantissimi in questi anni, parliamo di oltre 200 ragazzi, però cogli con mano i risultati e i frutti del lavoro fatto. Li conosciamo tutti, sappiamo che ormai lavorano, quasi tutti nel mondo ovviamente della medicina, perché quasi tutti sono infermieri, tecnici di laboratorio e ci sono anche tra loro dei medici, e questo è per quanto diciamo come se l'associazione avesse archiviato i primi 10 anni del lavoro fatto in questo senso. Ora inizia una nuova sfida, inizia un continuare con i ragazzi più piccoli, quei ragazzi che fino a 10-15 anni fa erano bambini di scuola elementare, oggi sono studenti di scuola di università o che hanno finito le superiori e ci chiedono di continuare. In questo viaggio ne abbiamo visti diversi, sono stati aiutati ad andare all'università, in particolare Muna, una ragazzina orfana, la mamma era stata operata al cuore in Italia e dopo diversi anni è morta, lei è da sola, l'associazione sta garantendo per lei ed inizia a studiare medicina. L'altro ragazzo è Alex, è un ragazzino adottato quando aveva 4 anni, oggi ne ha 18 ed inizia l'università. Questo ti fa capire che se cambi il destino di uno puoi cambiare il destino di una intera comunità. Pure Alex vuole fare il medico e ieri è andato a studiare a Mafinga. Noi abbiamo sempre detto: se studiate, studiate per la vostra gente, se andate avanti non dovete dimenticarvi di chi rimane indietro e il lavoro fatto in questa maniera può avere un significato, non ti devi dimenticare da dove vieni. Ecco, questo è l'altro messaggio che passa attraverso la presenza di questi medici che vengono con noi qui in una terra così lontana, e questo deve essere il frutto di un risultato che viene fuori anche attraverso i loro studi. Quindi io penso che non ci sono grossi ragionamenti da fare, sono le cose stesse che parlano. Ecco, oggi l'associazione A Cuore Aperto con la comunità cristiana nel mondo, che diventa il punto di riferimento qui in Tanzania, hanno diciamo, ottemperato a quello che è il compito di una Onlus e a quello che è il compito di suore o di sacerdoti che operano in questo territorio. Torneremo la prossima volta e sicuramente diciamo, speriamo di trovare i risultati di quello che è stato fatto, ma soprattutto vedere che questa gente, se ha la possibilità di restare nella propria terra, di essere assecondato negli studi, non chiede di andare via, chiede di stare qui e poter migliorare le proprie condizioni di vita, e non c'è nulla di male se invece chi non può migliorare le proprie condizioni di vita cerchi luoghi migliori per poterlo fare. Se non apriamo a questo discorso diventerà sempre un discorso fine a se stesso.